Dober večer, buonasera. Hvala, da ste tukaj z nami nocoj na tem preddogodku letošnjega Slow Festa. Grazie di essere qui stasera con noi a questo che è uno degli eventi introduttivi dello Slow Fest di quest'anno. Najprej bi povabila deželno predsednico Zveze kulturnih društev Živko Persi. Vorrei chiedere alla presidente regionale dell'Unione delle Associazioni Culturali in Slovenia, Živka Persi, di porgerci un breve saluto za kratek pozdrav, prosim. Dober večer in hvala, da ste prišli. Rada bi povedala predvsem to. Slow Fest se je rodil leta 2013 z namenom, da povezuje in spodbuja sodelovanje oziroma da nekako približa slovensko kulturo tistim, ki je ne še poznajo. Tako da želeli smo si, da bi Slow Festom šli in tudi skupaj odkrivali tudi kraje, ki morda so nam manj znani. In zato se z velikim veseljem nahajamo tu, v tem prekrasnem dvorišču, ki je za marsikoga lepo presenečenje in lepo odkritje. Prav gotovo bo lepo presenečenje in odkritje to, kar bomo danes slišali z našimi gosti. Buonasera a tutti e grazie di essere qui con noi. Lo Slow Fest nasce nel 2013 come momento di incontro fra la comunità slovena e coloro che la conoscono forse un po' meno. L'intento dello Slow Fest è stato fin dal suo inizio di creare un ponte, specialmente fra la cultura italiana e fra la cultura slovena. Lo Slow Fest è stato da sempre ed è un momento di incontro e di conoscenza fra le persone di buona volontà, ma è anche un momento di scoperta dei luoghi dove la comunità vive, cresce e ama. E non è un caso che quest'anno abbiamo scelto come tema conduttore dello Slow Fest l'amore. Torej, Slow Fest želi biti letos v znamenju ljubezni. V znamenju ljubezni, ki povezuje, oziroma tiste ljubezni, ki je odraz ljubezni vseh svojih odtenkih. To pomeni ljubezen do prostora, v katerem živimo, ljubezen do jezika, v katerem se izražamo, ljubezen do oseb, ljubezen do ustvarjanja, ljubezen do vsega tistega, kar je lepega, spodbudnega, ki nam pomaga, da vztrajamo in da smo še naprej odločni na tej svoji poti, kljub temu, da čas, ki ga doživljamo, morda le nam ni najbolj naklonjen. Letošnji Slow Fest želi biti prav to, spodbuda za nadaljnje delo in tudi dokaz neke vitalnosti, neke neuklonljive želje po ljubezni do vsega tega, kar delamo. Zato še enkrat dobrodošli, še enkrat hvala vam, dragi goste, ki ste se odzvali našemu vabilu. In seveda hvala tudi vsem inštitucijam, ki podpirajo Slow Fest, tako na deželni kot tudi na krajevni ravni. Dunque, lo Slow Fest vuole essere proprio un momento di gioia, di conoscenze, di approfondimenti ed è per questo che quest'anno abbiamo scelto proprio il tema dell'amore in tutte le sue declinazioni. L'amore che vuole essere l'amore per la propria lingua, per la propria appartenenza, per i luoghi di appartenenza, l'amore verso l'arte, verso la parola e di tutte le persone di buona volontà. Ringrazio gli ospiti che hanno accettato il nostro invito di creare con noi questa serata, ma devo ringraziare soprattutto anche le istituzioni che ci sono vicine, in quanto un progetto così ampio a livello regionale non è possibile senza appunto il sostegno dell'amministrazione. Ed è per questo che con grande piacere invito a prendere la parola l'assessore del Comune di Gorizia, la signora Chiara Gatta. Grazie Assessore di essere con noi, grazie al Comune di aver sostenuto questo nostro progetto. Hvala odbornica, da ste tukaj z nami in vam predajam besedo. Grazie, hvala. Grazie a voi.
È un piacere appunto ospitare in questa meravigliosa location, che spero abbiate avuto modo di apprezzare, questa inaugurazione di questo importante festival, ancora più significativo, visto che come comune abbiamo appunto collaborato con diverse realtà oltre il confine proprio per il nostro territorio, per la nostra cultura e per il mantenimento delle nostre tradizioni, appunto che, come diceva prima lei, deve esserci questo ponte di collegamento assolutamente indispensabile. Vi ringrazio ancora per l'invito, mi scuso ancora che non potrò fermarmi fino alla fine, ma appunto sarò con voi per un po'. Grazie. Začnemo takoj s temo nocojšnjega večera, ki jo bomo razdelali v 3 različnih sklopih. Cominciamo subito col tema della serata, che verrà elaborato in 3 momenti, in 3 pensieri diversi. Nadia Marinčič, klasična filologinja. Koliko zgrešim, ko rečem, da literatura veliko dolguje ljubezni? Quanto sbaglio quando dico che la letteratura ha un grosso debito nei confronti dell'amore? Ja, najprej dovolite mi, da pozdravim tudi jaz. Dober večer cenjenemu občinstvu, buonasera a tutti. Odgovorila bi kar z izjavo, ki jo je Ciril Zlobec dal v nekem intervjuju, po kateri pravi, da je ni stvari, ki bi bila bolj univerzalna in večna, kot je ljubezen. Da je že jamski človek ljubil, drugače bi nas sploh ne bilo. In da še danes digitalni človek ljubi, ker sicer verjetno bi se tudi nocoj ne zbrali, da malo predebatiramo o tej temi. In res je ljubezen prisotna že pri prvih literarnih stvaritvah zahodne civilizacije. Mislim na Homerjevi pesnitvi, ki sta sicer 2 epa in po svojem žanrskem statutu ne izpovedujeta, pač pa pripovedujeta o življenju. Vendar je tudi tu ljubezen prisotna. Pomislimo na prizor, ko se Hektor poslavlja od žene Andromahe pred dvobojem z Ahilom, kjer je razbrati ne samo ljubezen do žene in družine, ampak tudi ljubezen do naroda in domovine, za katerega se bo potem žrtvoval, prevlada ta druga ljubezen. Ali pa v Odiseji, kjer imamo celo vrsto različnih odtenkov ljubezni. Recimo neomajna zvestoba Penelope, ki 20 let čaka na Odisejevo vrnitev. Ali pa radodarna ljubeznivost Kalipso, ki žrtvuje svojo srečo, da omogoči Odiseju, da odide in zapusti njeno zakotno zavetje. Ali nevarno ljubezensko čustvo s čarovnico Kirko, ali pa tiste prve tresljaje v srcu, ki jih začuti mlada Navzika in ki se pokažejo samo v njenih pogledih, ni besede. Samo njen pogled nam pove, da nekaj čuti za tistega neznanega tujca. To v epiki. Stoletje kasneje se je pa v grškem svetu rodilo novo pesništvo, lirika, v kateri so pesniki začeli spovedovati svoje poglede in svoje občutja glede na razne tematike življenja. Od politike do filozofije, do vojaščine, do boja. Med njimi je bila tudi tema ljubezni. In tu ne morem mimo ene redkih grških pesnic, gotovo najznamenitejše grške pesnice Safo, ki je živela v 6. stoletju pred Kristusom in mene vsakokrat, ko jo berem, preseneča, kako je znala podrobno in tudi učinkovito opisati vse čustvene odzive, ki jih ljubezenska strast vzbuja v naši notranjosti. Za Safo je ljubezen strast, je kot divja burja, ki se zaganja v človeka, kot se zaganja v hraste. Je neukrotljiva, grenko sladka zver.
Neukrotljiva, ker mi ji ne moremo kljubovati, se nam pač zgodi. Grenko sladka, ker nas osrečuje, ampak tudi vzbuja v nas nemir, bojazen in torej bridkost. To je začetek. Potem seveda se je zvrstila cela vrsta, že v antiki, cela vrsta pesnikov, ki so dodajali svoje poglede. Tematika se pa meni zdi še predvsem zanimiva, če se vprašamo, zakaj ljubezen tako nagovarja človeka in predvsem seveda ustvarjalce. In tako, recimo v odgovor vam ponujam misel, ki jo je zapisala ameriška filozofinja in pisateljica Susan Sontag. V tej misli pravi, da ni nobene skrivnosti, noben človeški odnos ni skrivnosten, razen ljubezni. Ljubezen je misterij, se zgodi, si ga ne znamo razložiti, hkrati pa je ljubezen en zelo, zelo kompleksen pojem. Tega so se zavedali že stari Grki, ki so v svojem jeziku imeli celo vrsto izrazov za označevanje raznih ljubezni. Če omenim samo 3 poglavitne, eros, filija in agape, ne bom šla v podrobnosti, ker verjetno bo o tem govoril tudi Andreja kasneje, vendar to različno poimenovanje dokazuje, kako so že oni doživljali ta pojem kot zelo, zelo kompleksen. Hkrati pa je ljubezen mnogoobrazna tudi v posameznikovi eksistenci. Ker kdor ima že nekaj življenjske kilometrine za sabo kot jaz, ve, da se ljubezen spreminja. Da eno so tista prva trepetanja, metuljčki, ki letijo po trebuhu, potem mladostna zaljubljenost, potem seveda zrelejša, strastna ljubezen in potem tudi recimo zlitje 2 oseb v neko drugačno, bolj umirjeno, ampak mogoče tudi bolj globoko ljubezensko čustvo. Tako da je tu še in še materijala, še in še gradiva za razmišljanje in še odgovorov, ki jih izobraženci, ustvarjalci običajno iščejo in nam jih potem ponujajo. Jaz sem mislila začeti svoje razmišljanje prav pri Danteju, ker je ta večer nekje vzel njegove verze za izhodišče, ker je Dante velik pesnik ljubezni in tudi pri njem je ljubezen večobrazna. Dante pozna vsaj 2 obliki ljubezenskega čustva. Prva je tista mladostniška, ki pride do izraza v pesmih, objavljenih v zbirki La vita nuova, Novo življenje, konec 13. stoletja. Te pesmi so posvečene Beatrice in sicer gre za neke vrste pesniško avtobiografijo od prvega srečanja z Beatrice, ko sta bila oba še otroka, stara 9 let, do drugega naključnega srečanja, ko so bila stara 19 let in se je ta iskrica, ki je Danteja zadela iz Beatricinih oči, še razplamtela do njenega življenja, poroke, smrti in spomina, Dantejevega spomina na to veliko ljubezen, s katero, kaže, se ni nikoli niti pogovarjal. Vse je bilo tako zelo platonsko duhovno. In vendar Beatrice je Danteju spremenila življenje. V duhu trubadurske poezije, v duhu Dolce stil nova, ker je Dante to ljubezen razumel kot sredstvo osebnega izpopolnjevanja, osebne rasti v čustvu. Trubadurska poezija je namreč nastala v fevdalnem okolju, ko se je viteštvo začenjalo vzpenjati, recimo družbeno vzpenjati,
kot dvorna poezija, ki je na pesniškem področju podvajala nekje ta nov družbeni sistem, ki je deloval na odnosu med vitezom in njegovim vazalom. V poeziji se je to kazalo v vitezu, ki začuti ljubezen v neki izvoljenki, v zelo lepi ženski, ki je prikazana tudi zelo idealizirano. To, kar ga pritegne, je seveda njena zunanja lepota, ampak tudi tiste notranje odlike, tiste vrednote, ki jih lahko ta ženska njemu posreduje, zato da se čustveno oplemeniti. To izpopolnjevanje je pravzaprav smisel te poezije. Dante torej v začetku sprejema ta duh, vendar se na koncu novega življenja zaveda, da mu to ne zadošča več. In sam pove, da ne bo več opeval Beatrice, oziroma da jo bo lahko spet opeval samo takrat, ko bo našel način, ki ga še nihče ni uporabljal za opevanje ženske. To se bo zgodilo v njegovi zrelosti, ko se bo lotil svojega vrhunskega dela, Božanske komedije. Božanska komedija je pesnitev, alegorična pesnitev, v kateri ima ljubezen eno povezovalno vlogo. V Božansko komedijo pa se steka še marsikaj drugega. Ker Božanska komedija konec koncev predstavlja neko sumo srednjeveške italijanske kulture, predstavlja pa tudi živo, skoraj da, kot se reče, indiretta, ne, v neposrednem prenosu, takratno življenje v Firencah. Boje, politične boje, zgodovinske dogodke, kaj vem jaz, tudi recimo razmišljanja, filozofska, teološka razmotrivanja intelektualcev, stremenja in zablode takratne florentinske družbe, tudi feminicide, tudi škandale, ki so nastajali. Vse to pride v Božansko komedijo. To pa, kar vse te dogodke povezuje v celoto, je novo pojmovanje ljubezni. O ljubezni Dante spregovori že v Peklu. V prizoru, ki se ga verjetno vsi spominjamo še iz šolskih klopi, ko Dante sreča Paola in Francesco. To sta dve duši, ki se tesno držita druga druge, divji veter pa, ki ponazarja vrtinec strasti, ki sta ga v življenju doživela, ju žene po tem krogu. Dante ju opazi, pozoren je nanju, prosi svojega spremljevalca Vergila, da se lahko z njima pogovori, res se približata ti dve duši, Paolo molči in tiho ihti, spregovori Francesca. In Francesca mu pove, kdo je, kaj se jima je zgodilo, in mu pove, kaj ju je spravilo do tega trpljenja. To je bila ljubezen. Verjetno ste že slišali in vam je znan njen stavek Amor che nulla amato mar perdona. Stavek, ki je v kritiki doživel tudi različne interpretacije, tista, ki prevladuje, je ta ljubezen, ki zaljubljenega priganja, nagiba k ljubezni. Se pravi, to je ljubezen, ki v ljubljeni osebi vzbudi ljubezen do drugega, in Francesca, ki je bila pač predmet Paolove ljubezni, se je temu toku prepustila. To pa, kot pravi sama Francesca, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Ker je brala besedila
trubadurske tradicije, Dolce stil nova, in je, tako kot precej kasneje Madame Bovary, verjela tem ljubezenskim zgodbam in se jim prepustila brez zadržka. V tem je ona zgrešila. Ona se zaveda, da je zgrešila, ker sprejema svojo kazen v peklu, vendar ne zataji svojih čustev. Ko Dante sliši to pričevanje, seveda doživlja, empatično doživlja intenziteto teh besed in se onezvesti. Verjetno tudi, ker se sam prepozna v tej poetiki Dolce stil nova, ki jo skuša sedaj premostiti. Pravzaprav celotno njegovo pot skozi božansko komedijo lahko razumemo kot neko pot k povzdigovanju samega sebe v nove razsežnosti. Ko se na začetku znajde v tistem temačnem gozdu in ne ve kam, mu Beatrice, ki ni več samo ljubljena ženska, ampak postane tudi že simbol Božje milosti, priskoči na pomoč in mu pošlje vodiča Vergila. In s tem vodičem se Dante začne vzpenjati po peklu, po vicah in potem po nebesih. In tudi mislim, da ni naključje, kot so opazili že seveda kritiki, da se vse tri kantike zaključujejo vedno z besedo stelle. Vsa ta pot je usmerjena v zvezde, v višino. E infine uscimmo a rivedere le stelle, puro e pronto a salire alle stelle, potem ko se je prečistil v vicah, do tistega verza, ki je tudi recimo naslov našega srečanja. Ta ljubezen postane Danteju bližja, potem ko se v vicah, v nekem nočnem postanku, razgovarja z Vergilom. In Vergili mu razloži, kako je stvarnik ljubezen. In vsa ustvarjena bitja zaradi tega nosijo v sebi nagnjenje do ljubezni. Vendar to nagnjenje lahko doživljajo na dva različna načina. Eno je naravna ljubezen, ki odvisi od Boga samega in nas vodi k resničnemu dobremu. Druga je namesto dušna ljubezen, kot prevaja Capuder, dušna ljubezen, ki odvisi od posameznikove volje. In tu lahko nastane zmota. Nastane zmota, ker mi smo konec koncev opremljeni tudi s svobodno izbiro, z razumom. In včasih ga uporabljamo dobro, včasih pa malčke nespametno. Torej, pravilno ravnanje, pa tudi greh, izhajata iz istega principa, iste ljubezni. Kaj lahko to ljubezen usmerja res k resničnemu dobremu? Naš razum. In tu vidimo, kako torej Dante obogati to, kar je prevzel od Dolce stil nova, ljubezen kot pot k izpopolnjevanju, k notranjemu izboljševanju, s tem, da sprejme tudi filozofske prvine neoplatonizma in sholastike, ki so bili tako doma v Firencah. Drugi avtor, ki bi ga tako omenila, je Francesco Petrarca, ki je seveda drugi velikan italijanske poezije, samo za generacijo mlajši, vendar že ves zasidran v renesansi in s pogledom obrnjenim proti antiki. Tudi Francesco Petrarca je napisal eno zbirko Il canzoniere, ki je nastajala skozi vse njegovo življenje. Posvečena je Lauri, svoji veliki ljubezni. Tudi ta izhaja iz Dolce stil nova, vendar kaže na neke velike premike, velike novosti. Laura je ženska,
ki ni idealizirana. Ni tista dama oddaljena, večno mlada, ki vzbuja taka plemenita čustva v človeku. Je dosti bolj senzualna, čutna, opisana tudi fizično, vemo, da ima lepe, dolge, svetle lase, žive oči. In predvsem se v času spreminja, ni vedno ista Laura. Torej jo prikaže kot neko res živo bitje. Največji premik pa gre v to smer, da je Laura res čaščena ženska, ni pa ona v ospredju kanconiereja. Ker v ospredju je sam pesnik. Laura je za pesnika pretveza, da analizira svoja čustva in svoje odzive do ljubezni. V fokusu je pesnikov jaz. V fokusu so njegovi trenutki sreče in veselja, ampak tudi njegove bojazni, njegova razočaranja, osamljenost, solo e pensoso per i deserti campi, celo kesanje, ko se zaveda, da je nemočen pred strastjo in da zaradi tega zanemarja druge stvari, ki so tudi lahko pomembne. Njegovi verzi regnano i sensi e la ragione è morta. E del vago desio l'altro risorge. Torej, tu ni več prostora za razum. Prostor je za čustva, za čustvenost, za tudi razbolela čustva, za notranji razkol. In s tem je postavil temelje za toliko pesniškega ustvarjanja skozi stoletja, vsaj vse do romantike. Tudi za našega Prešerna. Prešeren veliko dolguje Petrarki. Vemo, da je bil Prešeren sploh zelo občutljiv na ženske čare. Že v mladosti. Lepa zalika, razigrana, živahna, ki jo je kot Urško vekovečil v Povodnem možu, s tem, da je kaznoval njeno prevzetnost, tako da je izginila med valovi Ljubljanice. Ampak to je bila balada, pripovedna pesem. Šele po 30. letu se je lotil pesniškega ustvarjanja prav na ljubezensko tematiko. Najprej so nastali ljubezenski soneti, ki občutijo zelo močan Petrarkov vpliv. Fraze kot iz nebeških oči strelila je puščico, je čist petrarkizem, ali pa neusmiljena devica, dekle, ki se ne zmeni zanj. Podobno je občutiti Petrarko tudi v naslednjem sklopu ljubezenskih pesmi, ki pa nastanejo po usodnem srečanju z Primičevo Julio. To so gazele. Dante takoj razume, da Julija je nekaj posebnega, tudi ker pripada bogati meščanski družini in če jih hoče torej dvoriti, si mora tudi sam zamisliti nekaj posebnega, izbere eno orientalsko, neobičajno lirsko obliko, hote, in napiše prvi vers: Moja pesem je posoda tvojega imena. To so pesmi, ki slavijo samo Julijo. Vendar že v drugi pesmi se pojavljajo tiste teme, ki sem jih prej poudarjala pri Petrarki. Negotovost. Kako bo Julija reagirala? Se bo razžalila? Kaj ji pravijo ženski o meni? Me opravljajo? Čas teče. Kakšen odziv bo? Kaj bodo rodili moji verzi? Bo kak sad od vsega tega. To je čist Petrarka. Naslednji sklop ljubezenskih pesmi pa že premošča ta Petrarkov vpliv. To je sonetni venec. Sonetni venec, v katerem Prešeren dokaže izredno oblikovno virtuoznost in mojstrsko sposobnost prepletanja različnih motivov. Sonetni venec je po obliki nekaj zelo zapletenega.
14 sonetov, pri katerih vsak zadnji vers je začetek naslednjega soneta in začetni verzi vsakega soneta tvorijo 15. sonet, ki ima na začetku seveda verza eno inicialko, ki če jo beremo navpično, tvori en akrostih. In ta akrostih je Primičevi Juliji, da ne bo kdo zgrešil. Ne? Da so to pesmi namenjene Primičevi Juliji, torej so ljubezenske pesmi. Vendar ob tej ljubezenski tematiki sta prisotni še dve tematiki, ki sta Prešernu bili zelo, zelo pri srcu. Poetološka in narodna tematika. Julija ni več samo posoda. Prešernova poezija, prostite, se mi je zareklo. Tako se dogaja, ko govorimo v živo. Prešernova poezija ni več samo posoda Julijinega imena, pač pa Julija postane magistrale pesnikovega življenja. Julija postane smisel, ljubezen postane smisel. In ta smisel osmišlja tudi pesniško dejavnost in tudi narodno zavednost, recimo. Julija je ljubljena ne samo iz neke tako čarobne zaljubljenosti, ampak tudi zato, ker je tista oseba, ki lahko daje pesniku moč, da najde spet tudi moč v svojih verzih. Tako kot je Ifigenija pomirila Oresta v antiki, pravi Prešeren, tako Julija lahko vpliva na moč njegovih verzov. In če bo Julija sprejela to ljubezen in torej pozitivno vplivala na Prešernove verze, potem bo Prešeren lahko postal Orfej, ki bo s svojimi pesmimi zedinil slovenščino celo. Torej ljubezen je en okvir, v katerem se prepleta vse v življenju. In to mene zelo spominja na Danteja. Seveda mutatis mutandis, ker tu nimamo seveda pa te teološke dimenzije. Njegova vizija je bolj laična, ampak mislim, da ni čudo, da se določene sličnosti pojavljajo v teh dveh velikanih italijanske in slovenske kulture. Torej tako se zaključi ta krog. In jaz bi rekla, da je sedaj trenutek za nekaj glasbe in nekaj verzov za našo dušo. Un momento per un po' di musica e qualche verso per la nostra anima.
O luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi, e da te intelletta intendente te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta parea in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circuspetta, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio ond'elli indige? Tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova. Ma non eran da ciò le proprie pene, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia, qui manco possa, ma già volgea il mio viso el velle, siccome rota ch'ingualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. O večna luč, ki sama v sebi biva, ki sama se spozna in se spoznana v spoznanju ljubi, večno ljubezniva. Ko mi v ta krog, kjer bila pojmovana je luč, kakor odsev svetlobi čisti, bila je duša vsa zavirovana. Zazdi se mi, da ozarjen v barvi isti človeški lik tam iz globine vstaja. In ves prevzet strmel prizor sem tisti. Kot geometra, ki mu trud zadaja izmera kroga in njegova vnema ne ve za kraj, odkoder naj izhaja, tako pogled me novi zdaj prevzema. Kako podoba, krogu se je vdala, sem vrtal, in kako gre kraj z obema? Tu lastna pamet ni zadostovala. A že udaril mi v premislek trezanje božji blisk in luč se mi je vžgala. Z vso domišljijo nisem videl čezen, a že sukala voljo mi željami, kot utečeno broč je ta ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami. No, in že smo pri našem drugem gostu, è il momento del nostro secondo ospite, storico dell'arte, umetnostni zgodovinar Ivan Žerjav. Ljubezen in umetnost, koliko je zares ljubeč ta odnos, l'amore e l'arte? Che genere di connubio, quanto è amorevole questo connubio? No, dober večer tudi v mojem imenu. Da najprej odgovorim na vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno. Nedvomno lahko rečem, da je zelo ljubeč, ne? Predvsem zelo obširen, ko se dotaknemo take tematike kot je ljubezen, gotovo v vizualni umetnosti, ne? Kako nas čaka dobesedno morje podob. Ne? Zato za začetek bi jaz želel izpostaviti najprej eno specifiko vizualne govorice, ne? Torej eno značilnost, ki jo nedvomno ločuje od recimo literature, o kateri smo slišali sedaj. In sicer to dejstvo, da se, kot vemo, ne, likovna in tudi nasplošno vizualna govorica izraža preko sinteze, preko podob, ene same podobe, ki je velikokrat sinteza lahko tudi zelo dolgotrajnih recimo zgodb, dolgotrajnih dogodkov. Torej, likovna umetnost nima na razpolago nečesa, kar ima recimo literatura, in sicer nima na razpolago dimenzije časa, kar na prvi pogled je seveda lahko omejitev, ne? Po drugi strani pa jaz sem trdno prepričan, da to je moč, njena moč v resnici, da je to prava moč vizualne govorice. Ne? In zaradi tega, če dobro pomislimo, v resnici vizualna umetnost ustvarja
podobe, ki so postale ikone umetnosti. Jaz si bom pri svojem posegu recimo pomagal s kakšno sliko, se mi zdi pač nujno, da če govorimo o podobah, da tudi o kakšni sliki spregovorimo, in zato prosim režijo, če pokaže najprej kar prvo. In tukaj nedvomno vidimo eno delo, ki je v sodobni kulturi ikona umetnosti. Ne bom se spuščal v recimo globine in bi rekel kompleksnost, tudi lahko celo psihanalitsko dimenzijo tega dela, ampak bi vam ga želel samo predstaviti, vas spomniti recimo na nekaj, kar gotovo vsi poznamo. Če recimo režija kar nadaljuje z naslednjim, imamo tukaj zopet eno tako zgodbo in eno podobo strani enega ključnih neoklasičnih kiparjev, ki je Canova, kjer mislim, da lahko vidimo to dimenzijo ljubezni strnjeno v eno samo podobo, en dvojen objem, ki kaže recimo na neskončnost, kako se prepletejo te roke med obema akterjema, torej med Amorjem in Psiho, in torej zopet ena taka dimenzija, ki nam lahko prikaže en bistveni element ljubezni. Kar naprej, tudi kar z naslednjo sliko, sem si dovolil stopiti malo na druga področja, in sicer na široko vizualno polje, in tukaj imamo en film, ki morda ni več tako moderen, ampak ga vsi še gotovo še poznajo, pa zadnje čase tudi deležen številnih polemik, sicer ne zaradi ljubezenske zgodbe, ampak recimo drugačnih aspektov. Kaj želim poudariti? Lahko še kar naslednjo sliko, da gremo malo bolj na sodobno. Torej, tudi tukaj vidimo, imamo film in celo, kot vemo, v vrtincu en film, ki traja zelo dolgo časa. Je pa na koncu, mislim, ena podoba tista, ki nam sintetizira zgodbo, nam sintetizira recimo to razmerje, to ljubezensko razmerje. Isto pri Titaniku in tako dalje. Nekaj, kar se zelo močno zapiše v našo globino, lahko rečemo. Zato mislim, da ta aspekt moramo imeti pred sabo, ko govorimo o ljubezni v recimo vizualni umetnosti na splošno. Tako kot je že bilo prej omenjeno, in sicer kot je Nadia omenila, seveda tudi v likovni umetnosti obstajajo različni, torej umetniki so se večkrat posvečali tudi različnim tipom ljubezni. Je pa verjetno zaradi te narave, sinteze in torej te neposrednosti, ki jo ima po mojem likovna govorica, v ospredju na konec koncev ta dimenzija erosa. Dimenzija erosa je verjetno prevladujoča recimo, če govorimo o ljubezni nasplošno v umetniških podobah. In morda, če pokažemo sedaj še naslednjo sliko, gotovo podoba Venere, boginje ljubezni, je motiv, ki recimo lahko simbolizira to dimenzijo. Tukaj imamo zelo znano delo Tiziana, in sicer Urbinsko Venero, ki skupaj s tisto Giorgionejevo Venero, ki je nastala malo prej in ki kritika recimo tudi tako recimo potem deloma lahko pripisuje še Tizianu, da jo je dokončal in tako dalje. Vsekakor jo postavljamo na začetek ene skoraj da neskončne serije podobnih slik, torej aktov, torej prikazov golega telesa, v prvi vrsti ženskega v podobi Venere. Zdaj, Venera, kot sem rekel, kot boginja ljubezni, je lahko odličen izgovor za to bolj senzualno dimenzijo, lahko tudi konkretno erotično, za katero je bil Tiziano mojster, in je v svoji karieri naslikal
ta motiv na različne načine, preko različnih slik, ne vedno tudi samo Venero, lahko tudi kakšne druge mitološke zgodbe. Ampak bolj ali manj se ta motiv vleče potem skozi celotno zgodovino umetnosti. Spomnim samo na gotovo dela, ki jih poznate, prav gotovo verjetno lahko vsi. Tudi do sedaj, kot ste videli, sem izbral samo taka zelo znana dela, recimo Velasquezovo varianto ali pa Gojevo Maho, bodi se oblečeno kot golo, ali pa Manejevo, oprostite, Olimpijo, samo da citiramo tiste ključne, potem jih je seveda veliko. Bi se samo trenutek zaustavil tukaj pri obdobju. Smo pač v renesansi. In renesansa je ključna za razvoj tudi te dimenzije, bolj neposredne dimenzije ljubezni v likovni umetnosti. Zakaj? Zato, ker konec koncev, če mi pogledamo, katere inštrumente ima na voljo umetnost likovna. Vsaj, ko govorimo o klasični, potem bomo videli na koncu za sodobno, si privošči marsikaj sodobna, kot vemo. Vsekakor, katere inštrumente ima na voljo? Ima na voljo v prvi vrsti izražanje torej čustev preko človeške podobe, torej preko tega, kar imenujemo fizionomika, torej fizionomije, izražanje preko recimo mimike obraza in drugih recimo telesnosti in tako dalje. Mojster in bi lahko rekli začetnik tega je Leonardo, tako, recimo, da tisti, ki to poglobi zelo. In torej ta element je seveda zelo močan in potem vpliva zelo na razvoj vseh teh motivov, ki na en ali drugi način skrivajo ljubezensko dimenzijo. Recimo v baroku bomo imeli lahko kakšne vrhunce in sem prepričan, da bomo potem lahko še kaj šišali ali tudi videli o tej fizionomiki, kako torej preko aspektov in izražanja čustev telesa pride na dan recimo lahko ljubezenski trenutek ali pa senzualnost ali pa neko doživljanje čustev. Če lahko vidimo še naslednjo sliko, bi želel izpostaviti še nekaj drugega. Čeprav je Venera gotovo simbol te dimenzije Erosa, vsaj v likovni umetnosti, je obenem prav zaradi narave podob, ki so večplastne in ki so morda bolj dvoumne, kot je jezik, ki je bolj z besedo, večkrat recimo lahko bolj neposreden, skriva tudi ta motiv velikokrat več dimenzij. In tukaj sem izbral en tak primer, zelo znan, vedno, če ostanemo pri Tizianu, in sicer amor sacro in amor profano. Torej en motiv, oziroma eno sliko, eno delo, kjer lahko vidimo na isti sliki veliko dimenzij ljubezni. Kot pove sam naslov, ki sicer ni Tizianov, so ga dodelili pozneje, ampak je tako ostal, verjetno prav zato, ker je zelo uspešen, je zelo zgovoren. Govorimo lahko o različnih, torej o posvetni in recimo sveti ljubezni, tak recimo s takim prevodom. Zdaj, tukaj interpretacije veliko glede tega dela. Kot je vedno, ko gre za res pomembna, znana dela, imamo veliko interpretacij, posebno, ko niso povsem recimo dorečena. Naj povem takoj, da v zadnjem obdobju se kritika recimo precej zedinila, da naj bi to delo nastalo v resnici kot poročno, ob pridiki neke poroke. In sicer ene poroke med enim pomembnim predstavnikom takratne Beneške republike in enim dekletom, ki se imenovala Laura Bagarotto, in to zvemo predvsem iz grba, ki je naslikan na sarkofagu. In torej recimo, če sledimo tej razlagi, imamo tukaj recimo dve dimenziji ljubezni, sicer eno, ki izpostavlja čutnost, spolnost, recimo zasebno,
dimenzijo, ki je vezana na poročno, recimo razmerje, ne, in drugo nekako bolj, recimo prva bi lahko bila to voluptas, ne, in druga recimo pudicicija, in torej ta dimenzija bolj zadržana, bolj javna, ne, ki je recimo vloga žene. Po drugi strani pa zelo močna je še vedno tudi ta neoplatonska interpretacija, kjer, kot sem rekel, imamo sveto ljubezen in zemeljsko, kjer seveda sveta ljubezen je morda obratno, kot bi morda marsikdo mislil, sveto ljubezen predstavlja gola figura, ne, gola Venera, ker je akt v tradiciji vedno od Grkov dalje velikokrat, lahko bi rekli, simbol popolnosti. Ne. Seveda tukaj motivi, ki je veliko, ne bom se spuščal v take detajle, ne, ampak tako, mislim, da lahko vsekakor razumemo, ne, to večplastno dimenzijo. Če morda nadaljujemo z naslednjo sliko, v morju možnosti, kot sem rekel, sem izbral enega avtorja, ki je Goričan, ne, vsi mislim, da vemo, Jožef Tominc, z eno sliko, ki se pa hrani v Trstu, v muzeju Revoltella. Mislim, da tukaj smo v čisto drugačnem obdobju, ne, v 19. stoletju, in njeno delo, ki predstavlja na prvi pogled neko uglajeno, ne, podobo družinske, morda celo idealizirane družinske ljubezni. Ne. Meščanstvo, ki želi predstaviti neko zelo uspešno tudi in tako sprejemljivo podobo družine in njih samih. Ne. Vendar tudi v tej zgodbi, mislim, da tisti bolj spretni so lahko že opazili, se skriva tudi motiv Venere. Ne. Vidimo to povezanost družine, ki jo nakazujejo roke, ne, kako se pač oče drži sina za roko, sin pa podaja mami, ne, eno jabolko, ki nas spominja seveda na mit, ne, Parisove sodbe, in torej tukaj je sicer ni več gola Venera, ni morda na prvi pogled tista mitološka, je pa bolj domača, družinska Venera, lahko rečemo, ne, tista, ki boginja recimo domačega ognjišča, no, tako, ne. Bi nadaljeval še z naslednjim delom. Čisto na kratko sem izbral to Chagalovo sliko. Zakaj? Zato, ker gre vedno za neko družinsko razmerje. Tukaj pa imamo en drugačen pogled strani umetnika. Tukaj smo namreč, ne, v 20. stoletju gotovo umetnikov jaz toplo ospredje, ne, imamo umetnik je tukaj razvezan kateregakoli recimo mecena. Slika nastane na čisto direkten impuls slikarja. Njegova žena, ki se je imenovala Bela Rosenfeld, je zapisala, pustila spomin, kako je ob rojstnem dnevu, Chagalovem rojstnem dnevu urejala dom, postavljala šopek rož in tako dalje, in kar naenkrat jo je Chagall prosil, naj se ustavi, da bi jo rad portretiral. Torej nam kaže tudi eno zelo intimno razmerje, ne, ki je tukaj povzdignjeno tudi s to dimenzijo plapolanja v zraku in torej nečesa, kar ne nam omogoča ljubezen, da ne čutimo več te zemeljske, recimo, teže, ne, dobesedno. In torej v tem svetu je lahko vse pravlično, kot je Chagalovo slikarstvo. Ne. In da zaključim ta svoj kratek poseg, bi prosil še za zadnjo sliko, prostite. In kot sem vam rekel, stopamo v sodobnost in tukaj, kot lahko takoj vidimo, paradigma tudi umetnosti je popolnoma spremenjena. Ne. Kot sem rekel, kot vsi vemo, sodobna umetnost si privošči marsikaj. Mislim, da to delo je po mojem zelo poetično in sem ga izbral, ker se mi zdi tako zelo posrečeno. Kubanski umetnik je sicer živel v Združenih državah Amerike, Felix González Torres, homoseksualec, je pač izgubil
partnerja zaradi jajca, sam je potem tudi umrl, tudi on zaradi jajca. Delo je posvečeno partnerju kot v bistvu vsa njegova dela. Osebno je pravil, v resnici jaz nimam, hočem reči, dela nastajajo za mojega partnerja, publika je samo recimo še dodaten recimo tako pogled na moja dela. 2 uri, čisto preprosti stenski uri, ki sta razstavljeni ena ob drugi, se morate dotikati, sta ob začetku postavitve nastavljeni točno sinhronizirani in torej nam kažeta neke vrste sinhrono bitje dveh src, bi lahko rekli. Po drugi strani, kot vemo, ko čas teče, stvari se tudi lahko spreminjajo in to se dogaja tudi s takimi enostavnimi urami. Baterija se morda lahko stavi pri eni, morda pri drugi ne tako hitro. Ne? Torej je lahko zares metafora življenja, je lahko tudi metafora ljubezenskega vsakdana, ker taka ura seveda ni perfektna, ne? Ampak lahko se malo postopoma recimo desinhronizira oziroma ta sinhronost se izgubi. Ne? In torej zelo preprosta elementa, kjer seveda nimamo več človeške figure, imamo čisto drugačen način recimo ustvarjanja, ne? Ki pa mislim, da lahko zelo lepo prikaže ta neko zelo konkretno življenjsko dimenzijo ljubezni, tudi vsak dan ljubezni. Sem želel zaključiti s tem, tudi zato, ker kot vidite imamo dimenzijo časa, ki sem jo v začetku tako izključil iz klasične recimo možnosti umetnosti, ampak po drugi strani, ja, je dimenzija časa, ampak zopet, ko gre za podobo, ne, podoba je ena. Vendar, kot vemo, sodobna umetnost se poslužuje tudi performativnega značaja, ne, in torej ni več samo ena figura, ampak je lahko tudi nekaj, kar se razvija. Ne, in torej, tako se mi je zdelo, da je lahko zanimivo, da povežem s tem, recimo, s tem zaključkom. Tako, to je moj kratek poseg, tem je bil en poskus izbora. No. Najlepša hvala. Tretji gost tega večera, il terzo ospite, Andrea Bellavite, teolog in novinar, teologo e giornalista. Ljubezen in duhovnost, to je čuden par, vsaj meni se zdi. Kakšno razmerje imata? L'amore e la spiritualità è forse una strana coppia, cioè che genere di rapporto intercorre tra loro? Najprej dober večer vsem. Jaz sem zelo ponosen in zelo sem vesel, da sem tukaj in danes večer govorimo skupaj o ljubezni. Čas je malo in zdaj začnem takoj in bom govoril v italijanščini. Allora, la domanda è bellissima e credo che sia già stata sviluppata molto sia nella parte letteraria che nella parte artistica. Io vorrei brevemente dimostrare 2 pensieri. Il primo è che non esiste una alternativa o una contraddizione tra l'amore spirituale e quello che potremmo definire l'amore carnale. E la seconda riflessione è di che cosa parliamo quando parliamo d'amore, per dire il titolo di un libro famoso. E parliamo utilizzando dei termini che io riporto soprattutto alla tradizione greca e che sono già stati introdotti un po' da Nadia. E ce ne sono tanti altri, ma questi 3 secondo me sono quelli più esaustivi. Il primo che tutti conosciamo è Eros, il secondo è Filia, il terzo è Agape. I 3 termini ordinariamente vengono sviluppati per indicare quasi 3 forme d'amore diverse l'una dall'altra. Invece quello che io penso è che quando parliamo d'amore siamo chiamati a unificare questi 3 termini, questi 3 concetti, a metterli insieme perché ciascuno richiama l'altro senza contraddirlo. E per partire io procederei da Platone. Sapete che Platone
ha scritto un intero dialogo dedicato al tema che stiamo trattando questa sera. Il simposio, laddove in un convito, in una bella cena, i vari commensali dialogano e discutono fra di loro con la presenza di questo commensale riconosciuto da tutti come il più saggio degli uomini sulla terra, Socrate, e ciascuno dice un po' la sua. E in questo dialogo emergono diversi concetti di amore. Si parla dell'amore ordinario, di questa attrazione dei corpi, come si parla dell'amore intellettuale, ovvero di ciò che ci eleva al di sopra di tutto e ci porta a trascendere la nostra stessa esistenza. E poi c'è anche una storia abbastanza curiosa, che penso sia abbastanza conosciuta, laddove simbolicamente viene detto che ciascuno di noi originariamente, l'essere umano originariamente era tripartito, c'erano i maschi, c'erano le femmine e c'era l'androgino, che era contemporaneamente maschio e femmina. Per qualche misterioso motivo siamo stati separati, divisi in due, e da quel momento in poi ciascuno va a cercare l'altro, e il compito di Eros, che poi, come dirò subito dopo, è un dio, è quello di sollecitare ciascuno, a spingere ciascuno a riempire questa mancanza, ad avere dentro di sé questo desiderio di compimento che può avvenire soltanto riunificandosi con la parte che è stata tagliata. E questo va a spiegare perché l'androgino sarà l'uomo e la donna che andranno a cercarsi per incontrarsi e per compiere, rimettere insieme ciò che si era spezzato, mentre il maschio diviso in due andrà a cercare l'altra parte, il maschio cercherà il maschio e la donna cercherà la donna per poter ritrovare la piena unità. Ecco, quindi qui possiamo trovare anche una concezione filosofica che fonda l'amore eterosessuale e l'amore omosessuale come espressione di questo desiderio di compimento. E certo viene sottolineato molto che Eros, che noi intendiamo questo amore di attrazione, questa tensione verso, è essenzialmente il figlio di Venere, quindi è un elemento divino che entra dentro la dimensione corporale, carnale, ma è anche contemporaneamente profondamente spirituale. E questo, scusate i salti, ma il tempo richiede questi balzi nel tempo e nella storia, qualcosa ci riporta alla tradizione, alla prima tradizione cristiana, al Nuovo Testamento per intenderci, laddove se in Platone l'amore è Eros, è un divino, è il figlio di una divinità ed è in se stesso una divinità, e sappiamo che in Grecia non esiste il politeismo, ma tutte le forme del divino esprimono una fortissima visione unitaria, monoteistica, di cui Zeus è soltanto in parte espressione, ma ciascuno degli dei della Grecia è una delle espressioni di questa visione cosmica unitaria che tutto coinvolge. E se in Grecia troviamo Eros, nella tradizione cristiana addirittura il termine amore è l'espressione più alta, il nome stesso di Dio. Sappiamo che nel Primo Testamento Dio viene definito come l'essere. Quando Mosè al roveto ardente chiede il nome, dal roveto sente questa voce che dice Eie, Asher, Eie, io sono colui che sono, ovvero io sono l'essere, il fondamento di tutto ciò che esiste. Mentre nella prima lettera di Giovanni, al 4° capitolo, al versetto 17, c'è scritto Theos agapesti, ovvero questo terzo concetto che dicevo prima di amore, agape, diventa il nome stesso di Dio. Dio è amore, amore agape. Agape sarebbe il pasto preso insieme, il vivere insieme sotto lo stesso tetto, è la convivenza, la comunione, la totale partecipazione degli esseri che si congiungono fra di loro. E quindi anche pensarlo come il divino è l'affermazione di questa unità, questa comunione profonda tra il divino e l'umano. Un altro testo neotestamentario, questa volta di Paolo, la prima lettera ai Corinti, il capitolo 13,
è definito addirittura l'inno all'amore. Purtroppo nella traduzione italiana è stato stravolto, perché l'avrete sentito 1000 volte, si dice spesso anche nei matrimoni, se anche parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, niente mi giova. Se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, nulla mi giova. O dessi tutte le mie sostanze ai poveri, ma non avessi la carità, nulla mi giova. Invece questo termine carità, che è un altro termine bellissimo riferito alla charis greca, in realtà nel linguaggio italiano il termine carità è stato un po' stravolto ed è diventato praticamente simile all'elemosina, quello che noi diamo ai poveri. E invece il termine greco in quel testo è agape. Se io anche parlassi la lingua ma non avessi l'agape, non sono niente. Potrei anche dare tutto di me stesso agli altri, ma non avessi l'agape, l'amore, questo amore di comunione, questo amore totalizzante, non varrebbe neppure la pena vivere. Questo concetto di amore così onnicomprensivo, così pieno, così grande, lo troviamo anche in altri tipi di tradizione. Per esempio, c'è un personaggio molto, molto originale, Kabir, vive nell'India del XIV-XV secolo, e lì lui incontra la tradizione islamica, riesce a fare una sintesi impossibile tra la visione spirituale indù con la visione sufica dell'Islam, e tra le altre cose scrive un testo bellissimo che vi consiglio se lo trovate, è Canzoni di amore infinito, laddove io trovo proprio specificamente il concetto di filia di cui parlavo prima. Ve ne leggo soltanto un breve brano proprio per sentire il gusto di queste parole, che ci riportano di nuovo a questa visione fortemente unitaria e fortemente particolare. Tutte le cose sono state create dall'uomo, il suo corpo è l'amore, egli è il senza forma, il senza qualità, l'incorruttibile. Cerca l'unione con lui. Questo Dio indeterminabile prende 1000 forme negli occhi delle sue creature. Quindi il Dio infinito trova la sua forma nell'occhio della creatura. Qualcosa di simile lo troviamo, e forse questo è sorprendente, in una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa cattolica, Teresa d'Avila, che vive in questo ricchissimo periodo che è il XVI secolo, di cui abbiamo già avuto qualche esempio nella storia dell'arte. Teresa d'Avila è una persona che vive di contemplazione, ma è anche una grande politica, perché dà consigli un po' a tutti i governanti del tempo, oltre a una donna molto pratica che costruisce materialmente, proprio andando lei a mettere i mattoni, i conventi delle suore delle carmelitane. E scrive alcuni testi splendidi, e uno di questi, un testo altissimo, si intitola La vita, l'autobiografia di Teresa, in cui parla spesso dell'amore per Dio, ma ne parla con dei termini impressionanti. Adesso io vi leggo un brano che lei scrive all'interno della vita, ma vi chiedo di non guardare me, ma di guardare attentamente l'immagine che trovate qua dietro, che è il volto dell'estasi di Santa Teresa del Bernini, che si trova in Santa Maria delle Vittorie, presso la stazione Termini vicino a Roma. Sentite che cosa scrive Teresa d'Avila, questa grande santa della storia della Chiesa. Io gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avere un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere. E quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine, né l'anima poteva appagarsi che di questo amore. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi molto. È un idillio così soave quello che si svolge tra l'anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io mento.
La tua domanda iniziale, amore spirituale o amore carnale? Qui la descrizione direbbe o di Freddi è di un qualcosa che qualsiasi essere umano potrebbe provare anche spesso. In questa seconda brevissima parte io vorrei anche indicarvi, sempre in queste diverse tradizioni della storia religiosa e spirituale dell'umanità, altre dimostrazioni di ciò che stiamo dicendo e di ciò che abbiamo ascoltato parlando di letteratura e di arte, ovvero che l'amore spirituale è l'amore carnale e che l'amore carnale è l'amore spirituale. Partiamo dal cantico dell'amore per eccellenza, che è il cantico dei cantici della tradizione della Bibbia ebraica. È una specie di dramma teatrale nel quale il futuro sposo e la futura sposa si cercano, si incontrano, si perdono, si ritrovano con un coro che segue le loro vicissitudini. È l'unico testo forse dell'intera Bibbia in cui non viene mai nominato il nome di Dio, probabilmente proprio perché questa esperienza d'amore di questi due amanti appassionatissimi già di per sé è la manifestazione e l'espressione del divino. Ve ne leggo solo un passo, giusto per capire che anche qui non parliamo di un amore spiritualizzato, ma i simboli sono quasi completamente espliciti. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa, quanto più inebriante del vino è il tuo amore e il profumo dei tuoi unguenti più di ogni balsamo. Le tue labbra stillano nettare, o mia sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti e alberi di cipro e di nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie di alberi di incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive che sgorgano dal Libano. Alzati, vento del settentrione, vieni, vieni, vento del meridione, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi finalmente i suoi frutti squisiti. Beh, mi pare forte. Vi cito un altro, Omar Khayyam, che forse conoscete perché è un protagonista di molte opere letterarie e cinematografiche attuali, è della tradizione filosofica sufi, 1048-1131, vive a Baghdad, riformatore dell'Islam, soprattutto nel senso di indicare come dal Corano, sembrerà strano, ma sembra strano perché il Corano e l'Islam non lo conosciamo soltanto per delle parziali e spesso falsificanti visioni. Ma Omar Khayyam dice: il Corano di che cosa parla? Parla della gioia del vivere, parla della gioia e della pace. E lo spiega attraverso delle riflessioni molto convincenti, ma scrive anche dei divertenti sonetti nei quali invita a bere il vino e ad avere buona compagnia tra uomini e donne per poter gustare la dolcezza della vita. Guai a quel cuore in cui non c'è l'ardore di passione, che non è pazzo per l'amore di una bella persona. Un giorno che tu abbia trascorso senza amore, non v'è per te altro giorno più perduto di quello. Vi tralascio, soltanto faccio un riferimento alla tradizione cattolica medievale. Abelardo era un grandissimo teologo, ai livelli delle due colonne di quel periodo, del XII-XIII secolo, Tommaso d'Aquino e Bonaventura di Bagnorea. Abelardo è quello che più di ogni altro riesce a ragionare su fin dove può arrivare la ragione dell'uomo nell'indagare il mistero dell'essere, e parlava talmente bene che alle sue lezioni andavano decine di migliaia di persone, uomini e donne, perché non è vero che nel Medioevo fossero precluse alle donne le università. L'Università di Parigi, tra queste ce n'è una, Eloisa, che si innamora perdutamente di lui, ricambiata. I due poi si sposano segretamente, hanno anche un bimbo, poi qualcuno li tradisce e Abelardo viene costretto a chiudersi in convento e Eloisa viene mandata in un monastero dove diventerà anche badessa e trascorrerà una carriera importante dal punto di vista religioso cattolico.
Eppure anche in questo periodo lei scrive delle lettere meravigliose al suo Abelardo, cariche di passione, di amore travolgente. E per la verità bisogna dire che Abelardo, una volta rinchiuso nuovamente nel monastero, non risponde con uguale entusiasmo, portandosi a delle questioni molto più teologiche, molto più filosofiche, e facendo scattare in Eloisa la ribellione nei confronti di un amore travisato. Chi è che capisce l'amore spirituale e l'amore carnale? Eloisa, la quale riesce a comprendere che la sua esperienza è stata un'esperienza divina, mentre Abelardo viene rinchiuso nella tomba del suo male, del suo ritenere di aver peccato. Cosa che poi procederà nella tradizione cattolica, soprattutto recentemente, perché questa suddivisione tra la carnalità e la spiritualità è relativamente moderna, se non postmoderna. Ultimo esempio è Etty Illesum. Lasciatemi brevissimamente dire chi è questa straordinaria persona che vive in Olanda e partecipa al più tragico dei momenti della storia europea del XX secolo. È psicologa, lei vive un'esperienza d'amore molto originale, oggi si chiamerebbe il poliamorismo, vive contemporaneamente con 3 persone, una persona molto più anziana di lei che le dà serenità, pace, un'altra estremamente intelligente, uno psicochirologo, uno che fa psicologia attraverso lo studio delle mani, Jules Speyer, e un terzo, un suo amico con il quale condivide l'esperienza dell'aiuto e del sostegno agli ebrei olandesi che venivano rinchiusi nel campo di Westerbork e preparati da loro a affrontare con impegno ciò che ancora non sapevano bene che cosa fosse, ma che immaginavano, cioè Auschwitz. E lei scrive un diario incredibilmente bello, talmente bello che la prima volta che io l'ho letto credevo che fosse una finzione costruita successivamente. Mi pareva impossibile che nel 1941 una donna ebrea psicologa potesse scrivere delle cose così meravigliose e così grandi e così profetiche. Diari 1941-1943, credo che sia tradotto anche in lingua slovena. E in questo diario lei racconta questa sua storia, queste sue storie di amore che via via che la storia universale diventa più tragica e drammatica, diventano sempre più profonde e sempre più spirituali, fino a diventare totalmente spirituali, a trasfigurarsi dalla carnalità allo spirito dentro la tragedia del popolo ebraico e di tutti gli altri che hanno terminato la loro vita nei campi di sterminio. Per quanto possa sembrare paradossale, dice, quando si punta troppo sull'unione fisica, quando si investono tutte le proprie energie nel desiderio della persona amata, in fondo le si fa torto, perché allora non rimangono più forze per essere veramente con lei. Rileggerò Sant'Agostino, che è così austero e così ardente e così appassionato, si abbandona così completamente nelle sue lettere all'amore di Dio e all'amore dell'uomo. In fondo, quelle a Dio sono le uniche lettere d'amore che si dovrebbero scrivere. Sono presuntuosa a dire che quando si ha questo amore si possiede troppo amore dentro per poterlo dare a una persona sola. In conclusione, con questa immagine del matrimonio di Chagall, voglio dire che l'amore è veramente il ponte, il punto di congiunzione tra la terra e il cielo. E questa mano che unisce i 2 sposi è identica al celebre dito che tocca il dito di Dio, che tocca il dito di Adamo e lo pone in essere. L'amore pone in essere la nostra umanità e rigenera il creato intero. Hvala lepa. Mislim, da smo pri koncu, abbiamo quasi concluso. Andrea Bellavite, Ivan Žerjav, Nadia Marinčič, grazie. Najlepša hvala. Bil je čudovit večer, che serata meravigliosa. Grazie.
Najne mlade oči vidijo svet, ki ga ni, ker zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Zares prav vse.